La procura ha aperto un fascicolo per omicidio preterintenzionale, indagati i genitori della piccola Lavenda Odiode, la bimba di 1 anno e mezzo di Montebelluna, morta lo scorso 3 gennaio, dopo alcuni giorni di ricovero nell'ospedale di Padova. Il sospetto è che possa trattarsi di un caso di shaking baby, la sindrome del bambino scosso. La piccola avrebbe riportato gravi lesioni a livello cerebrale. A segnalare i primi dubbi sul malore proprio i sanitari dell'ospedale Patavino, che avevano avvertito la procura trevigiana. Da qui la richiesta dell'esame autoptico, da cui però non erano emersi traumi macroscopici, ma secondo gli accertamenti sarebbero state riscontrate lesioni gravi interne. Sono stati eseguiti anche i prelevi del cuore e di vari tessuti, oltre che di liquidi biologici. Una risposta si avrà soltanto fra alcuni mesi. Si attende anche la relazione dettagliata dell'esame autoptico. I genitori della bambina di origini nigeriane sapevano di essere stati indagati già il 16 gennaio, giorno in cui era stato effettuato il post mortem sulla salma, avendo nominato un proprio consulente che aveva assistito all'autopsia. Quel tragico giorno del malore era stata la mamma a trovare la bambina priva di conoscenza nella culla ed allertare subito il 118. La piccola, vista la gravità delle condizioni, era stata trasferita nel reparto di cardiochirurgia pediatrica a Padova, dove è morta qualche giorno dopo. Ora si attendono gli esiti degli ulteriori esami prima di formalizzare l'indagine, una tragedia che aveva sconvolto l'intera comunità di Montebelluna.